Dopo serate di musica, danza e teatro, allo Spazio Zenit di San Donà di Piave è approdata anche l'arte cinematografica, con il film documentario La voce del bosco del regista e giornalista Dimitri Feltrin. Un'opera che vuole raccontare la cultura, le tradizioni e la vita ancora ben radicata tra le valli bellunesi in un territorio sconvolto dalla tempesta Vaia nell'autunno del 2018. Il tutto accompagnato dalla narrazione e dalla musica dell'artigiana e fisarmonicista Francesca Gallo. Dimitri, com'è maturata La voce nel bosco e cosa ti ha dato in termini di emozioni e cosa ti ha dato in termini di storia? Allora, La voce del bosco è un film documentario che è nato da stimolo di Francesca Gallo, che è anche la protagonista. È una fisarmonicista e l'ultima artigiana rimasta in Italia a costruire fisarmoniche e strumenti a mantice in legno completamente a mano. Lei frequenta l'Agordino da tanti anni e quando l'Agordino è stato colpito dalla tempesta Vaia è stata lei a propormi di raccontare quelle terre prendendo spunto da Vaia, ma raccontando tutto quello che di vitale c'è in quelle terre. E quindi abbiamo cominciato ad andare su insieme e a portare fuori tutte le storie degli artigiani e delle persone che in qualche maniera, dal punto di vista soprattutto artigianale, fanno risuonare proprio la voce del bosco e abbiamo così colto l'occasione per raccontare quella parte di lavoro che Francesca fa proprio nei boschi per selezionare gli alberi che suonano, che sono quelli che poi diventeranno fisarmoniche. Cosa mi ha dato? Mi ha dato la voglia di tornare in montagna, di tornarci il più spesso possibile. Mi ha dato l'idea di una civiltà molto ricca che è in un momento di difficoltà perché la modernità non si concilia molto con i ritmi lenti della montagna. E mi ha dato poi la volontà di dare il mio contributo a portare in giro il più possibile conoscenza di una realtà che ha bisogno di essere conosciuta, rispettata e salvaguardata.